diciamo, o almeno ho sempre creduto di stare in un partito democratico in cui mancano dei congressi da svariato tempo e pensavo che fosse arrivato il momento per dare la parola ai militanti, solo una richiesta di democrazia, né più né meno. Non si tratta di una questione di persone, ma di metodo. La nomina da parte del direttorio veneto della Lega di 7 commissari provinciali lascia perplessa Luisa Serato, dal 2015 presidente del Consiglio di amministrazione di Concessioni Autostradali Venete, il CAV, che in questo caso parla da esponente politico della Lega, di cui si definisce orgogliosamente militante da 30 anni. Un'uscita, la sua, che al momento però non ha avuto seguito, almeno apertamente, nel partito. Credo di poter legittimamente pensare che questo sia un pensiero assolutamente mio o comunque insomma da quello che sembra isolato, nel senso che non ho avuto nessun tipo di riscontro né nel bene né nel male. Luisa Serato legge le nomine dei commissari veneti tracciando un parallelo con l'attualità politica nazionale. Al mio partito, che invoca con forza la sublime prova democratica delle elezioni, afferma che cosa vieta di essere conseguente convocando da subito regolari congressi per dar finalmente voce anche ai propri militanti. Il commissariamento, conclude Serato, non può diventare la regola del partito. Credo che sia arrivato il tempo di sentire finalmente che cosa ne pensano anche i militanti. Parlo io per le decine di migliaia di militanti veneti che però sono da troppo tempo inascoltati. Ci saranno delle ragioni, per carità, io non le conosco, ma ho semplicemente detto un pensiero a voce alta senza nessun intento, come dire, polemico, senza intenzione di scatenare alcuna bufera.